Penso che uno dei segreti della felicità, perché la felicità ne ha tanti, non è semplice e non è stupida, sia questo sano, equilibrato e democratico egoismo, in quanto spesso ci togliamo 10 per dare, diciamo, per amore uno all'altro. Però io credo che il vero amore sia un po' un susseguirsi della regola aurea, no? La quale vede te stesso negli altri, gli altri in te stesso, ossia tutti tra virgolette allo stesso livello. Ossia, può essere amore se io mi tolgo uno, due per dare uno o due al prossimo, ma se io mi tolgo 10 per dare uno o due, quello non è più amore, perché anch'io sono il prossimo, cioè anch'io sono qualcuno, quindi sto danneggiando comunque qualcuno, anche se quel qualcuno sono io. Detta così, senza soffermarsi neanche un attimo, può sembrare anche banale, però se tu ci fai caso, i pilastri della nostra esistenza, le chiavi, le colonne portanti del pensiero che tengono in piedi la nostra vita e il mondo che ci circonda, sono sempre banalità, ossia sono le cose più semplici, le cose più elementari, giustamente, altrimenti non sarebbero pilastri. Solo che noi esseri umani, l'ho sempre detto, quando vediamo una cosa semplice proviamo questa sorta di, non so, di senso di inferiorità probabilmente nei confronti della riflessione, della semplice riflessione, cioè ci sentiamo quasi offesi a dover sminuirci nel fare ragionamenti così semplici, quando in realtà sono proprio quei semplici ragionamenti che non abbiamo mai fatto che ci hanno mandato a Remengo. Ma è più di una volta che ho sentito da qualche anziano questa regola epicurea del magna, bevi e tromba più che puoi, nel rispetto ovviamente, insomma l'abbiamo appena detto, del prossimo. Anche perché gli riprendiamo la filosofia kantiana, che per carità non è certo lui il pioniere di questa filosofia, però viene ricordata per quello che è il sì, ciò che vuoi vedere nel mondo sostanzialmente, un po' alla Einstein, un po' alla Gandhi, vero CP? Sì, CP ha detto sì, c'è il suo modo proprio di dire perché? Perché scateni un comportamento, una sorta di moda, no? Essendo noi animali da gregge, imitatori, nel tuo prossimo vicino. Però sai, insisti oggi, insisti domani, gli altri comunque si sentono un metro di paragone, no? Comunque vedono questo metro e quindi in qualche modo si adattano, non razionalmente ma proprio istintivamente, hai capito? Certo non è una regola matematica, ma se applicata alla maggioranza certo che lo è. Vlog, che poi se scomponiamo il termine vlog, cioè il log, perlomeno nel linguaggio informatico, è una sorta di registro, di spia di tutto quello che succede, e la V anteposta al log potrebbe essere la V di video, giustamente. Quindi una sorta di video spia. Ma pensati, comunque no, non è quello che volevo dirti. Non è comunque quello che volevo dirti. Quello che volevo dirti era un pensiero, no? Nato sempre dal fatto di saper e dover apprezzare le piccole cose, tipo, no, ti faccio un esempio. Adesso io mi sono lavato il viso con il sapone allo zolfo perché ho la pelle grassa. E prova a immaginare te che cazzo di comodità che sono nato nel 2023. Cioè, se nascevo prima mi bruciavano vivo per satanismo, cioè, capisci? Adesso invece nel 2023 se ti lavi il viso con il sapone, comunque hai a che fare, diciamo, con prodotti allo zolfo, lui te manda neanche a dir do Ave Maria, c'è proprio niente, puoi farlo. Un po' come se tu vai a leggere un po' la storia, vai un po' a pescare a ritroso, no? L'evolversi di questa mafia politica che è la Chiesa. Pensa che una volta erano contrari ai matrimoni, no? Adesso il matrimonio è diventato un sacramento. Figata sta roba, bellissima. Comunque no, non voglio parlare di questo, voglio solo parlare
della comodità di non essere brusai vivi per aver usare il sapone a zolfo. Insomma, c'è tanta roba, anche perché insomma costa 2,50 euro in più, in me dà anche a fuoco per satanismo, no? Ah sì, aspetta, ecco perché avevo detto vlog. Allora, vlog perché volevo raccontare agli interessati. Dopo magari un giorno ditemi se nessuno ghinciava un caso del discorso del pulming, del fatto che tipo adesso sono fuori dal falegname, domani mattina finiamo la scrivania e fra 4 giorni ho la visita tetologica per capire se sono brutte cose, se devo morire o se posso continuare a fare la vita che mi sta facendo tanto star bene e divertire. E basta, il bombolone l'ho cambiato, ecco, metteremo anche, guarda, vieni qua, vedi tu qua, gli ho detto mettimelo qua pure a penzoloni, perché poi qui il falegname mi farà un pannellino tipo questo, insomma adesso si vedrà, no? Qualcosa di simile, anche se non è lo stesso colore, chi se ne ciava. Questo qua è bellissimo, te l'ho già detto 1000 volte, perché ha le 9 tacchette, 9-10 quel che è. Il problema è che è ancora, cioè è andato giù solo di una tacchetta e da, boh, cos'è, 3 giorni, 4 che ce l'ho. Magari vuol dire che prima col discorso che la valvola era difettosa, il galleggiante magari era sballato, perché insomma era vecchio, aveva 23 anni, può essere che io insomma il pieno non me lo sono mai goduto, o forse aveva delle perdite esterne il bombolone vecchio, non lo so, magari è sballato questo, però questo sì, in garanzia e tutto quanto, quindi qualsiasi problema me lo cambiano e me lo aggiustano. E se invece è che consuma poco, ne sarei molto felice, non per i soldi, sai, ma proprio per la comodità, perché prima, per carità, sarà stato anche tutto sballato, ma io diciamo arrivavo a fare 7 giorni ultra ciucciato in teoria in strariserva, che poi magari non era strariserva, oppure riempivo il bombolone a poco più della metà anziché fare il pieno, perché anche quello secondo me è il punto. E se continua così, non so, cioè tipo in pieno inverno mi dura 2 settimane, non lo so. Loro hanno caricato 35 euro di GPL, però era vuoto completo, non è che lo consumi proprio vuoto completo, quindi GPL costa 75 centesimi, almeno in questo periodo circa 75 centesimi da noi, e quindi quelli sono i litri che ci stanno su Pulmin. E questo purtroppo, vedi, tac, clicchi, è scollegato. Qua purtroppo non hanno potuto collegare, ma perché ti ho cosa detto? Ah, sai, ma non hanno potuto collegare il nuovo bombolone con la centralina perché non era compatibile. Ovra che è andato giù di un'altra tacchetta, bene. E allora sì, mi faccio 2 settimane, adesso mancano 2 tacchette. È bellissimo questo, è tanto bello. E poi, vedi, se fa troppa luce rompe il cazzo, tieni premuto e lo spegni, hai capito? Idem la centralina. Premi display e ciao, arrivederci. Tac! Recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie, la maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità.